Stava percorrendo via Madean a Miane con la sua bicicletta nel tratto in cui la strada si congiunge con via Bosco, l'impatto frontale con l'auto poco distante dall'incrocio. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista, un 41enne di Noale, procedeva in discesa dalla via mentre l'auto in salita. Uno schianto violento che ha sbalzato il 41enne di Noale nel precipizio, con lui anche un amico che ha dato l'allarme. Alla guida della Ford Fiesta, un 26enne della provincia di Treviso. La chiamata ai soccorsi poco prima delle 10 del mattino. Data la gravità dell'incidente, sul posto è arrivato anche l'elisoccorso del SUEMA 118 di Treviso, atterrato nelle vicinanze per consentire il rapido intervento dell'equipe medica. Oltre ai sanitari, sul posto anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi che consentiranno di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il ciclista 41enne, una volta stabilizzato, è stato trasportato in ospedale al Cafoncello di Treviso in gravi condizioni. Ora si trova in terapia intensiva, la prognosi resta riservata.